politiche, domani chiamati al voto 670.000 trevigiani, prima volta dei diciottenni anche per il Senato. Si vota dalle 7 alle 23 e domani sera dalle 21:15 la maratona elettorale di Ring. Auto contro camion, ennesimo dramma sulle strade della Marca. Lo schianto frontale stamattina tra Resana e Castelfranco, 26enne gravissimo all'ospedale. Non bisogna sentirsi onnipotenti alla guida, le parole del parroco di Cessalto, che stamane ha officiato la messa a ridosso del casello della A4 per ricordare le tante vittime e i feriti sulle strade. Presenti alla cerimonia numerosi familiari di vittime della strada, i racconti e le testimonianze di chi deve convivere con un lutto che non si rimargina nemmeno a tanti anni di distanza. Il caro energia si fa sentire anche nelle parrocchie, sempre di più i sacerdoti costretti a non accendere il riscaldamento. Il vescovo, se va troppo freddo, si potrebbe usare una chiesa solo al posto di molte. E a San Vendemiano la protesta del titolare di una gelateria che ha deciso di spegnere le luci e servire ai clienti a lume di candela. Guerra in Ucraina, terra dei fuochi e Cina, questi temi che sono saliti sul podio del premio Goffredo Parise, giunto alla sua 6ª edizione. Arrivano al culmine le celebrazioni del bicentenario della morte di Antonio Canova, mostre, pubblicazioni e lavori di restauro al centro dei programmi pensati dalla Gipsoteca e dalla Fondazione. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Elezioni politiche 2022, ultimi preparativi ai seggi. Si vota nella sola giornata di domani, domenica 25 settembre. Sono oltre 4 milioni i veneti chiamati alle urne. Per la prima volta i diciottenni potranno votare anche per il Senato. Si timbrano le schede, si applicano gli adesivi, si chiudono gli scatoloni. Ultime ore di lavoro ai seggi prima dell'apertura delle urne per le elezioni politiche. Si vota nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Sono oltre 4.170.000 i veneti chiamati alle urne per eleggere, dopo la riduzione del numero dei parlamentari, 32 deputati e 16 senatori. Oltre 25.000 i diciottenni che per la prima volta potranno votare, oltre che per la Camera, anche per il Senato. 12 deputati vengono eletti nei collegi uninominali, 5 nella circoscrizione Veneto 1 che comprende le province di Venezia, Treviso, Belluno, 7 nella circoscrizione Veneto 2, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza, 20 gli eletti nei collegi plurinominali, 8 in Veneto 1, 12 in Veneto 2. In Senato il Veneto sarà rappresentato da 16 senatori, 5 eletti nei collegi uninominali, 11 nei plurinominali. La provincia di Treviso è, assieme a Belluno nell'uninominale, a Belluno, Rovigo e Venezia nel plurinominale. Nella Marca sono oltre 669.000 gli elettori chiamati alle urne, 327.000 uomini, 341 donne, oltre 63.000 quelli residenti nel solo comune di Treviso. Il meccanismo di voto è lo stesso per la Camera, scheda rosa, e per il Senato, scheda gialla. Si può tracciare un solo segno sul nome del candidato uninominale e così il voto si estende anche ai collegi plurinominali. Se si vota sul simbolo del partito, il voto vale anche per il candidato uninominale. Non è consentito il voto disgiunto, cioè votare per candidati o liste non apparentati tra loro. Per poter votare è necessario portare il documento di identità e la tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita o esaurita ne può chiedere una nuova agli uffici del municipio, che saranno aperti per l'intera giornata di domenica. Le operazioni di spoglio delle schede iniziano alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi. Si parte con il Senato, successivamente si passa alla Camera. Ed il voto in diretta con la doppia maratona elettorale di Antenna 3 domani sera a partire dalle 21:15, speciale Ring elezioni, ospiti in studio inviati dalle sedi dei partiti per commentare in tempo reale fino a notte inoltrata l'esito delle urne. E poi lunedì mattina si riparte dalle 7:30 con una nuova puntata speciale di Ring, i risultati definitivi e le analisi delle elezioni, un doppio appuntamento da non perdere sulla nostra emittente. Ed ora la cronaca, una scia di sangue sulle strade della Marca che non si ferma. Questa mattina un altro grave incidente.
Uno schianto frontale e un 26enne in gravissime condizioni all'ospedale. L'ennesimo dramma sulle strade si consuma alle 6:30 circa sulla statale del Santo tra la rotonda di Resana e Castelfranco. Un tremendo impatto tra un'auto e un camion per cause in fase di accertamento. Immediato l'allarme, i vigili del fuoco arrivati da Castelfranco hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno liberato il conducente dell'auto rimasto incastrato nell'abitacolo. I sanitari del SUEM hanno subito constatato la gravità delle condizioni del 26enne residente in zona. Stabilizzato, è stato elitrasportato in codice rosso in ospedale. La polizia stradale nel frattempo ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo 2 ore circa. Non bisogna sentirsi onnipotenti alla guida, queste le parole pronunciate questa mattina da Don Mauro Gazzelli nella messa officiata a ridosso del casello della A4 a Cessalto, un modo per ricordare le tante vittime e i feriti, ma anche un messaggio, un modo per lanciare un messaggio perché la sicurezza stradale sia e diventi una priorità. Forse dovremmo ricordarci che di fronte alle tecnologie, quando abbiamo in mano un'automobile, non siamo onnipotenti. Al punto che moriamo, mi ha detto proprio ieri un anziano, come gli insetti sul vetro della macchina. Così, in un secondo. Sono parole forti, potenti, quelle che Don Mauro Gazzelli pronuncia durante la messa dedicata alle vittime della strada, ai loro familiari, ai feriti e anche ai soccorritori. Sullo sfondo quella A4 spesso teatro di terribili incidenti stradali, un'arteria che divide il cuore di Cessalto e che allo stesso tempo ha spezzato troppe vite. Qui, del resto, come in tutta la Marca, reduce da un'estate nera. 2200 incidenti fino al 2 agosto nella sola provincia di Treviso. Poi, secondo me, fa anche molto riflettere un altro dato. 21 morti lo scorso anno nel 210 km di rete autostradale di competenza delle Autovie Venete, quindi un morto ogni 10 km. A organizzare la giornata accanto a parrocchia, comune, provincia, ULS 2, l'associazione Il Melograno, presieduta da Daniele Furlan. Proprio nel tratto di autostrada che dietro di noi io ho avuto un incidente, sono stato tamponato da un camion con il risultato di rimanere tetraplegico, ovvero completamente paralizzato dal collo in giù. 21 anni fa, più o meno in questa stagione, anzi nel mese di ottobre, con le prime nebbie. Da qui la processione simbolica all'interno del piazzale della SME della statua della Madonna, che è stata posizionata per qualche minuto a pochi metri dall'autostrada, il tempo di una benedizione a quello ormai noto a tutti come il tratto maledetto. Alla funzione hanno partecipato anche i familiari di Samantha Renon, la 17enne cessaltina morta nell'aprile scorso a Salgareda nello scontro tra la sua moto e un'auto, e quelli di Nico Baldo, il 34enne travolto ucciso in via Callonga mentre era uscito di casa a piedi per recuperare il cane. A Cessalto i nomi dei concittadini morti sulle strade sono raccolti in quest'urna. È stata un'occasione oggi anche di unirci e di prendersi cura gli uni degli altri. Tutto lo spirito di comunità che deve lavorare proprio anche per la prevenzione, le scuole, le istituzioni, le parrocchie, gli oratori. Tutti dobbiamo parlare un linguaggio diverso e anche essere un po' più esigenti nel dare le regole. E poi ci sono le storie di chi resta, familiari e feriti gravi, racconta la sua vicenda personale la consigliera provinciale Loredana Crosato, mentre un messaggio forte e chiaro arriva da un uomo rimasto tetraplegico a 20 anni. Non potevo non passarci sopra, insomma io purtroppo sono stata coinvolta da questi fatti 30 anni fa. Noi abbiamo subito un lutto, abbiamo perso mia sorella, 14 anni, investita da un tossicodipendente, quindi è morta sul colpo, quindi insomma queste cose, vittima della strada, mi sembrava quasi una cosa, mancare di rispetto alla sua memoria, non citare questo fatto personale che mi ha coinvolto me, ma ha coinvolto tutta la mia famiglia. Non sono stati semplici saluti istituzionali quelli che Loredana Crosato, assessore a Roncade, consigliere delegato della provincia, ha portato a Cessalto nel corso della cerimonia dedicata alle vittime della strada. La mente e il cuore sono ritornati a 30 anni fa in una strada della frazione di San Cipriano. Mia sorella si chiamava Ilenia Crosato,
aveva 14 anni e aveva appena cominciato a lavorare, faceva la parrucchiera, quindi siccome non era ancora nell'età proprio del vero e proprio lavoro, quindi studiava il lunedì da scuola di parrucchiera e poi faceva il suo lavoro, si dilettava, voleva diventare parrucchiera. A quel fatto seguì un processo lungo quasi 10 anni, altri tempi, altre regole che lasciano ancora oggi l'amaro in bocca. Il caso di mia sorella è stato considerato che praticamente mia sorella aveva 14 anni, quindi non lavorava, siccome era orfana di papà ferroviere, per mia mamma, che era vedova, era quasi un costo, quindi un risarcimento, penso che 30 milioni delle vecchie lire per tutta la famiglia. Sa, quello che rimane non è tanto il valore economico che ti ritorna, sa, perché questo non ti dà, potevano essere anche milioni delle vecchie lire, tanti, ma questo non cambiava assolutamente la cosa, non c'era bisogno di questo, è la mancanza del familiare e le conseguenze che portano, perché veramente nella mia famiglia è stata una cosa tragica. Già, le conseguenze per i familiari di chi non c'è più e per chi rimane, magari con ferite indelebili. Questa è la testimonianza di Stefano. Io sono rimasto vivo, però ho avuto un incidente stradale 33 anni fa e la mia vita è stata sconvolta in un attimo. Mi sono trovato a 20 anni, tetraplegico, una lesione midollare, sono salito la prima volta in macchina con dei ragazzi, un ragazzo era anche morto, io purtroppo sono rimasto così. E la vita è cambiata in un attimo, è stata stravolta e ho dovuto andare avanti e combattere e lottare tutti i giorni. Io mi sento di dire alle persone che quando sei alla guida bisogna avere la massima prudenza, perché basta un attimo e la vita viene cambiata totalmente. Periti al lavoro questa mattina all'interno della BC Service di Noventa di Piave, dove il 16 settembre è morto il 18enne stagista Giuliano De Seta, travolto da una lastra al termine di una giornata di lavoro. Oltre 2 ore di controlli terminati con una nuova convocazione per ulteriori verifiche. Abbiamo un altro incontro da fare. In questo momento non posso rilasciare dichiarazioni. Una perizia cinematica per stabilire esattamente come e perché una lastra di metallo di oltre 100 kg abbia ucciso il 18enne Giuliano De Seta la sera del 16 settembre all'interno di questo capannone della BC Service di via Volta a Noventa di Piave. Sarebbe questo il nuovo passaggio della perizia sul luogo della tragedia, iniziata questa mattina dai tecnici e medici legali, oltre al personale dello Spisar e agli avvocati entrati nei locali dopo che i carabinieri hanno rotto i sigilli del sequestro ordinato dalla Procura di Venezia. Oltre 2 ore di verifiche per iniziare a ricostruire passo per passo cosa sia accaduto al giovane stagista di Ceggia. Stanno facendo delle operazioni peritali e stanno proseguendo, sono iniziate alle ore 11:30 e quindi vedremo, insomma, adesso credo che fra poco finiranno. Ecco, qual è la condizione della preside? Come si sente? Beh, ovviamente è in una situazione psicologica di sofferenza come tutta la comunità scolastica. E cerca anche lei la verità? Diciamo che noi riteniamo che questo avviso di garanzia sia un atto dovuto e che dovuto soprattutto alla fase iniziale delle indagini, quindi abbiamo degli accertamenti irripetibili da fare, ma sono convinto che con il proseguire del procedimento poi si arriverà all'archiviazione con riferimento alla posizione della preside. Bocche cucite invece da parte dei periti delle parti, così come per l'avvocato di Luca Brugnerotto, amministratore unico dell'azienda. Tutto rimandato probabilmente già la prossima settimana dopo i funerali di Giuliano De Seta, che si terranno in una Ceggia che ha già decretato il lutto cittadino. La famiglia è molto provata come sempre, però adesso perlomeno abbiamo le date dei funerali, cerchiamo di pensare a questo. Lunedì alle 3. Una vicenda, quella di Giuliano De Seta, che sta facendo mettere in discussione da più parti i percorsi alternanza scuola-lavoro. I dirigenti però difendono questa misura, è una straordinaria occasione di crescita, dicono, ma serve un dialogo continuo tra scuola e impresa. L'alternanza scuola-lavoro, che oggi viene chiamata PCTO, si fonda su un patto tra scuola e impresa. È regolata da una normativa molto chiara che vieta, ad esempio, agli studenti in tirocinio di partecipare a trasferte nei cantieri oppure di eseguire mansioni riservate ad operai specializzati. Un patto che deve essere rinnovato con il costante monitoraggio da parte di entrambi. A spiegarlo è la dirigente dell'Istituto Tecnico Industriale Max Planck di Lancenigo. Per i tecnici la norma riserva 150 ore di alternanza scuola-lavoro. Un percorso promosso dalla dirigente, che non nasconde di aver anche dovuto intervenire in anni di applicazione diverse volte. Ci è capitato
che ci dicano domani mattina parto e sto fuori 2 giorni perché andiamo nel cantiere tal dei tali, e lì subito il tutor dice no, fermi tutti. Ma difende la misura come straordinaria occasione di crescita e formazione per i ragazzi. Torno a dire, non priviamoci di una esperienza che risulta veramente fondamentale. Studiamola e approfondiamola, ma manteniamola. Il sistema che paga, spiega Paul, che ha attivato già al biennio ore di formazione sulla cultura della sicurezza, è far dialogare costantemente scuola e imprese. Va stretta veramente un'alleanza con le aziende e quindi il rapporto tra il tutor aziendale e il tutor scolastico è fondamentale. Instaurare il dialogo significa perdere molto tempo perché le aziende devono trovare nella scuola un interlocutore. Sul fronte del contenimento del Covid anche a scuola la curva dei contagi è in salita. Su 1.300 studenti i casi sono già 35 gli insegnanti positivi e c'è già chi sta scegliendo autonomamente di tutelarsi. Ora come ora cerchiamo veramente di gestire come normale questo momento. Posso dire che vedo aumentare il numero di docenti che quotidianamente utilizzano la mascherina a prescindere. Ancora cronaca, Materasso a fuoco stamane sul ponte della zona Pescheria a Treviso, è successo poco dopo le 8, sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco allertati da un residente. Il materasso era stato lasciato sul ponte, forse in attesa di essere recuperato, non risultano infatti in zona segnalazioni di giacigli di senza tetto, potrebbe essere andato a fuoco per un mozzicone di sigaretta acceso, accidentalmente versato sopra. Il manufatto è stato fatto cadere in acqua per velocizzare lo spegnimento del principio di incendio. Aveva commesso una rapina a Treviso nel marzo del 2017 ed era stato condannato ad 1 anno e 4 mesi. 24enne trevigiano è stato arrestato dai carabinieri in ottemperanza del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria. Analoga sorte per una 52enne condannata ad 1 anno per furto ed un tentato furto messi a segno a Cimadolmo e San Biagio nel 2016. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Santa Bona mentre la donna è ai domiciliari nella propria abitazione. E torniamo ora a parlare del caro energia che si sta facendo sentire anche nelle parrocchie. Nessuno rimarrà senza messa per il freddo, magari cambiano alcune abitudini. Quel che ormai è chiaro è che l'era del caro energia sta mettendo tutti davanti a un cambiamento, nessuno escluso, neanche la comunità della Chiesa. Illuminazione e riscaldamento preoccupano ogni giorno i tantissimi parroci del territorio, le cui risorse oggi non possono sostenere le bollette in arrivo dei prossimi mesi. Si corre quindi a ripari, molti sacerdoti nella Marca che hanno deciso di chiudere il riscaldamento. Coglie la Chiesa perché abbiamo tante spese nelle parrocchie, negli enti, nelle istituzioni e le nostre entrate sono spesso e in gran parte le offerte dei fedeli, la gestione è quanto più oculata del patrimonio, ma non abbiamo le grandi ricchezze che alle volte ci vengono attribuite ed è una problematica che aspettiamo tutti di vedere come si evolve. E nell'attesa di un'evoluzione di questo freddo vento, soprattutto geopolitico, le soluzioni per rimanere uniti alla comunità si cercano nel cambiamento. Se è troppo freddo bisognerà trovare qualche soluzione, magari si trova che si può celebrare in una chiesa usando meno le altre dove ci sono magari meno fedeli e ci sono chiese vicine. È un momento in cui la nostra creatività deve essere mossa non dalla paura ma dal desiderio di fare bene insieme. Ma arriva uno spiraglio di luce, un fondo di solidarietà da 10 milioni di euro istituito dai vescovi italiani. È un fondo importante da un certo punto di vista perché per trovare questi soldi la Chiesa italiana anche questa non ha le risorse infinite che vorremmo avere e però sono da suddividere siamo circa 236 diocesi in Italia, per fortuna siamo ancora tanti e dovremo veramente collaborare tutti. È un aiuto che credo per le comunità, per le diocesi più povere e più svantaggiate. Bollette della luce alle stelle contro il caro energia, la protesta di una gelateria che ha deciso di spegnere le luci e servire i clienti a lume di candela. Abbiamo deciso di fare questa dimostrazione di protesta elegante
per far vedere il nostro disappunto riguardo le bollette, l'aumento spropositato. Luci spente e candele ad illuminare il locale. Il gelato si gusta quasi al buio alla gelateria Fresca Idea di San Vendemiano e l'atmosfera romantica delle candele è un modo per dimostrare l'enorme difficoltà nella quale tante imprese stanno sprofondando a causa del caro energia. Di qui l'idea di spegnere le luci. La sera dalle 8 in poi, quindi quando viene buio e fuori ci sarebbero tutte le luci accese delle tende, sotto le tende, spegniamo tutto l'esterno, teniamo acceso solo il banco e il retrobanco, quello che ci serve per lavorare, per vedere quello che facciamo, e mettiamo delle candele per terra, sulle finestre, ai lati, e delle luci a LED ricaricabili solo con il sole, in modo da risparmiare un po' sull'esterno, ok, e su quello che è superfluo la sera. Logicamente questo toglie un po' di visibilità alla gente che passa, ma è un segno tangibile del nostro disappunto. Una protesta silenziosa ma visibile. La stagione non è quella adatta, ma adesso stanno arrivando le bollette, quelle sostanziose, e quindi abbiamo aspettato la prima, la seconda, la terza molto sostanziosa, che rispetto all'anno scorso siamo passati da 1.700 a 5.200. L'energia elettrica è indispensabile per una gelateria e non è certo possibile alzare la temperatura dei frigoriferi. Per risparmiare non resta che ridurre la stagione. Saremmo costretti a ridurre i mesi di apertura, perché logicamente una bolletta alta si fa risentire nei momenti di chiusura, e tamponare il più possibile con orari meno allungati d'estate. E il caro energia al centro dell'appuntamento Happy Hour organizzato da Confapi Oderzo, un momento di incontro e confronto tra imprese e istituzioni locali. Questo è uno dei pochi momenti in cui gli imprenditori riescono a trovarsi magari in un clima conviviale, a condividere anche, pur in questo momento di estrema difficoltà, condividere un momento di confronto. Un evento che si rinnova anche quest'anno in un momento particolarmente delicato per tutto il settore economico produttivo a causa del caro energia. Nel programma il confronto tra imprenditori per scambiarsi informazioni, ma soprattutto condividere soluzioni ai problemi del mercato. È un incontro dove vogliamo trovarci anche tra aziende complementari, sia nell'industriale sia nelle aziende di servizi, in modo che possiamo mettere in campo idee già sperimentate da altri, oppure se riusciamo anche a fare dei gruppi, che potrebbe essere un interessante canale da percorrere per poter fare dei gruppi d'acquisto o qualcosa di simile che ci permetta di avere anche una voce più forte nei confronti del mercato, che in questo momento la fa da padrone. Le premesse per il futuro prossimo non sono delle migliori, dicono gli imprenditori, ma ci si augura sempre che gli aumenti non continuino a crescere. Un incontro che nasce anche dalla necessità di lanciare con forza un appello al governo che verrà. Sono urgenti interventi massicci, non semplici palliativi come quelli finora adottati, perché altrimenti le nostre aziende non riusciranno a continuare a produrre. Vorrebbe dire quindi fermare aziende, mettere in cassa integrazione, licenziare, quindi oltre ad avere più costi, avere meno ricavi e il sistema Paese salterebbe. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco.